Buonasera a tutti, iniziamo. Benvenuti all'Ateneo Veneto. Come sapete, nella programmazione del nostro istituto c'è sempre un focus sui problemi della nostra città di Venezia. Quando ho assunto la presidenza, ho continuato in questa ormai tradizione del nostro istituto, e però ho posto una condizione: se facciamo degli incontri sulla città, non facciamo degli incontri piagnoni. Chiamiamo chiunque, chiamiamo a parlare, ma non piangiamoci addosso. Se i relatori devono venire a piangere sulle antiche glorie del nostro Leon, di come era Venezia e di come è adesso, e solo dei problemi, facciamo a meno di invitarli. Questo, grazie. Non volevo l'applauso, ma è una mia profonda convinzione, ma credo che sia la convinzione di tutti e sicuramente di questi 33 che sono nominati nel libro di Moltedo. Le città cambiano, non cambia solo Venezia, le città sono piene di problemi e non è solo Venezia che è piena di problemi, le città hanno delle evoluzioni. La questione è di seguirle, capirle, non inseguirle, magari prevenire i problemi e comunque avere sempre una prospettiva. Ed è con questo animo che ho cercato anche io in questo anno e mezzo di presidenza di fare appunto degli incontri sui problemi della nostra città. Ognuna di queste persone, immeritatamente ci sono dentro anch'io e devo solo ringraziare Guido Moltedo della sua bontà per avermi inserito, ma tutte queste persone hanno un'idea della città. Può essere un'idea giusta, può essere un'idea sbagliata, può essere un'idea realizzabile o un'idea irrealizzabile, ma tutte hanno avuto o hanno un'idea di futuro per Venezia. E con questo quindi auspicio, guardando al futuro e non al nostro passato, lascio la parola al nostro regista, a Guido. Ah, sei tu il regista? Beh, lui. Mi confondono apposta. E allora lascio la parola a Guido Moltedo, ringraziando Gianni De Luigi, ringraziando il nostro singer e ringraziando anche la curatrice del volume. Buona serata a tutti. Allora, grazie Presidente, hai anticipato alcune delle idee che avrei voluto esporre per introdurre questa nostra riunione e in particolare appunto questa idea diciamo che guarda al futuro in senso, non dico ottimistico della città perché forse non è il caso, sarei ingenuo e conosco molto bene questa città per non cadere in questo tipo di retorica. Al tempo stesso però io ho avvertito l'esigenza, sin da che abbiamo iniziato questa rivista Italy.com, di, come dire, affermare un racconto della città che in qualche modo andasse in una direzione diversa da quella dominante, che è una direzione diciamo che privilegia più gli aspetti che ci sono ovviamente, che sono molto, molto presenti in città, delle cose che non vanno, dei rischi che corre la città, che sono anche di tipo esistenziale, sono rischi molto grandi sulla città, oppure l'altra narrativa molto forte che è quella della città unica al mondo, molto bella, unica, insomma, sono tutte narrative giuste, non è che io li voglio smentire, però rischiano di oscurare quello che si muove dentro la città, che è tanto. È una città molto vitale. Io penso per esempio alle associazioni che ci sono in città, associazioni, comitati, che non fanno solo politica, ma fanno anche cultura. Ce ne sono diverse nella città che vanno ricordate, e approfitto per dire che Italy è una di queste iniziative in città, un'iniziativa culturale molto basata sull'aspetto editoriale e informativo. La città è
presidiata bene da un punto di vista informativo dai giornali locali. Io ho un grande rispetto per i colleghi veneziani che fanno un lavoro ottimo, un po' meno per i colleghi stranieri e italiani che di volta in volta si occupano della città e lo fanno sempre non dicendo balle, ma semplicemente raccontando sempre la stessa storia che tutti vogliono sentirsi raccontare. Ecco, noi cerchiamo di fare un altro tipo di mestiere, di andare più a fondo nelle cose, di mettere in luce degli aspetti che sono in ombra o sono oscuri o sono poco conosciuti. Quindi nel corso del tempo noi abbiamo fatto un grande lavoro di scavo su Venezia con articoli di analisi, di interviste, profili, ritratti e di volta in volta abbiamo raccolto il meglio, the best of Italy, in libri. Questo è l'ultimo libro della serie, il penultimo è un libro molto bello. Vedo Sandra Socchetto qui sul caffè, un libro molto bello che abbiamo pubblicato. Questo, l'ultimo, è una raccolta di profili che si intitola appunto La città è la nostra città, sul suggerimento di Franco Miracco. Io ho fatto la nostra città, ho detto è la nostra città, va bene. Allora, l'idea è ovviamente quella di includere il più possibile personalità diverse, sia del presente sia del futuro, anche, penso a Fabio Carrera, che è una persona del presente che guarda al futuro, anche Carlon, secondo me, un uomo del presente che guarda al futuro, ha sempre guardato al futuro con la sua impresa così importante a Venezia, piccola ma grande, secondo me. Ecco, ci sono tutti questi spicchi di Venezia che insieme riuniscono un libro, ne fanno un libro. Ci sono molte esclusioni ovviamente, molti mi hanno rimproverato, non c'è questo, non c'è quell'altro, ma questa non è la Treccani di Venezia, perché sarebbe anche noiosa tra l'altro. Ne faremo altri di libri di questo tipo e quindi è ovviamente è frutto di una decisione arbitraria che ho preso con Giandira. Dov'è Giandira? Ecco, lei è la curatrice poi finale del libro dal punto di vista editoriale, ha dato una grande mano nell'editing, nella titolazione, nella pubblicazione e quindi siamo arrivati qui. Abbiamo chiesto ad Antonella, alla Presidente, di ospitarci per questa iniziativa e lei ha aderito in maniera, credo, abbastanza entusiastica a questa idea. E altre ne faremo di iniziative di questo tipo qua, io penso, perché hanno questa caratteristica, appunto, come ha detto giustamente la Presidente, quella di dare una visione il più possibile positiva di quello che si può fare in città. Quindi io ringrazio Gianni De Luigi che ha accettato molto generosamente di condurre un po' lui la serata, e Giovanni Dell'Olivo che abbiamo incastrato, però gli ho detto guarda che tu devi venire perché è l'attrazione molto più di me e di altri di questa serata col suo repertorio ben noto. Quindi io do la parola a Gianni che non vedo, eccolo, e vi ringrazio. Allora, io intanto abbassa pure le luci. Il mio ruolo di solito è quello del regista, non di coordinatore né di presentatore. Ma in questo caso ci sono degli amici come Guido e sua moglie e poi c'è Franco Miracco che è un amico senza tempo. Si è già messo le mani davanti, ma è un amico senza tempo. Allora, questo libro, intanto volevo dire che è un libro che ha una sua forza e soprattutto è un libro che per un accumulatore compulsivo come io sono di giornali di carta è il massimo. Perché è un libro che continua con dei frammenti dove si va dai foresti invece ai veneziani con tranquillità. Quindi se qualcuno ha qualcosa da dire, lo dirà alla fine, quando io leggerò solo delle linee.
non dirò di chi è morto e di chi è vivo, di chi c'era, di chi non c'era, perché secondo me tutti i personaggi che sono in questo libro sono dei personaggi vivi in testa e sono presenti nella memoria della città e nella memoria di noi ormai vecchi. E quindi proiettati, grazie a Fabio Carrera, Navanti, in una chiesa, poi, che questo è un po' strano, perché vai a una chiesa così. Poi voglio dire che in queste interviste viene confermata una cosa, che la città va vissuta e non va solo letta, perché ci sono autori che potrebbero esserci tranquillamente, ma del passato, del presente e forse anche del futuro. Credo che io ho seguito, diciamo, l'impaginazione del libro, quindi leggerò delle frasi in base ai diversi personaggi che sono qui. Sono molto felice di poter leggere queste mie sottolineature con gli occhiali del mio amico Roberto Carlon, perché c'è anche lui nel libro e questi occhiali che vedete, fatti da artigiano e quindi anche da inventore, design, tutto quello che volete, sono, mi dispiace fare la pubblicità a Roberto, ma sono particolarmente ben fatti e vedo benissimo. Allora, comincia il libro con Arrigo Cipriani, che non c'è. Arrigo Cipriani non c'è neanche il suo intervistatore, che è Giovanni Leone. Però io vi leggerò una frase finale. È molto interessante il titolo, che dice Arrigo Cipriani, Venezia nel mondo, il mondo a Venezia. Trovo questo titolo molto, molto indicativo, in quanto lui ha saputo cogliere il mondo e arricchirsi col mondo che arrivava. Allora, vi leggerò solo la fine per darvi un'idea di quanto fa. Ultimamente ha anche piantato non so quante migliaia di castraure a Torcello, per cui ha anche una visione locale, fondamentale, di nascita. Lei dice che i ristoranti sono tutti simili, stesso carattere, stessi arredi. Pesa come il contesto nel suo lavoro? Nei miei ristoranti entra sempre la città. Poi, certo, ci sono asimmetrie, io sono asimmetrico per natura, amo l'asimmetria e sono convinto che dia un senso di umanità l'opposto dei robot. New York e Venezia, per esempio, hanno molto in comune, sono entrambe città in isola, anche se la prima si sviluppa in verticale mentre l'altra è orizzontale. In una la vita sfreccia veloce, l'altra è la capitale a scala umana, della lentezza. Ciò nonostante sono entrambe a misura d'uomo, uniche e senza uguali, città del mondo. Salutiamo Arrigo, anche se non c'è, Cipriani, perché comunque è una parte della città e devo dire che questa cosa ormai è incontestabile. New York è verticale, Venezia è orizzontale, ma sono simili, anzi molto simili. Passiamo a Luigi IX con Franco Miracco, che il quale dopo interverrà, lo spero. Anche in questa intervista di Franco a Gigi Nono c'è qualcosa di veramente importante ed immortale, che non è solo la sua musica che possiamo ascoltare quando vogliamo, ma sono i suoi pensieri. Ed è molto importante in questo libro
che sia testimoniato un musicista di questo calibro, che ha introdotto il XXI secolo e che quindi è dentro il nostro secolo. Vi leggo dei pezzi, poi Franco, correggi, sei là, è inutile che ti nascondi, ti dà fastidio la luce? Ascoltare le pietre bianche, i mattoni rossi, ascoltare l'oscuro, ascoltare come le luci si muovono, come l'acqua emani luce. E questo vi devo dire che mi colpisce molto, perché mio padre era un pittore, si chiamava Mario De Luigi, e anche lui parlava di luce e i suoi quadri sono luce. E quindi c'è questo spirito che continua. Vi leggo un altro pezzo. Sei dovuto andare a Friburgo per imparare ad ascoltare, ma allora una città come Venezia cosa ti ha dato? Attenzione, per certe sue caratteristiche troppo conformiste, Venezia per me è stata una città insopportabile. C'è un modo di essere veneziani che è tutto contro la storia di Venezia e la sua continua provocazione. È una provocazione dura anche oggi? Certo, Venezia provoca tuttora. Saper vedere e ascoltare l'invisibile, l'inaudibile, arrivare al minimo grado di audibilità, di visibilità. Arrivo alla fine. Allora Franco chiede: da alcuni anni si allestiscono piccole e grandi mostre d'ogni genere, un po' dovunque, su questo piuttosto che su quel pittore, architetto o periodo storico. Riterresti una mostra da fare, quella che mettesse assieme Tintoretto, Pollock, Vedova? Mi sembra una mostra in un certo senso già fatta. Per chi conosce Tintoretto, per chi conosce Pollock, per chi conosce Vedova, questa sarebbe una mostra già vista. Finale, a cui io ho assistito e trovo che è stato uno degli eventi più importanti della Biennale, dalla parte della Biennale Musica. Credo che allora fosse Mario Messinis, il direttore del settore musica. Perché chiedi alla Roberta, ti stava da te? Il Prometeo restò sempre Prometeo, ma dopo il punto si aggiunsero le parole di Massimo Cacciari, la tragedia dell'ascolto. Oggi viviamo questa tragedia in pieno perché nessuno si ascolta, ma tutti gridano, anzi, provocatoriamente, trovo che si sta gridando troppo inutilmente. Scusate. Allora, nel settembre del 1984, nella chiesa veneziana di San Lorenzo, Renzo Piano inventò la scenografia, Vedova fece le luci, lo spazio musicale era straordinario, non so se qualcuno oggi si ricorda San Lorenzo, perché è una chiesa divisa a metà, ci sono due altari. Piano fa una specie di perimetro con i tubi innocenti dove stavano 3 o 4 direttori d'orchestra con il coro e i musicisti. È stata un'esperienza indimenticabile. Passo la parola, gli passi il microfono, a Franco. Spero di essere stato breve, Franco. Allora a te. Devi essere breve. Devo intervenire adesso? Certo, spero che tu sia qua, non vedi, c'è anche la tua foto, sei anche più giovane. Stavo guardando chi era il direttore della Biennale di quella volta. Era Mario Messinis. Chi? Era Mario Messinis, assessore alla cultura, era Domenico Crivellari.
Questo dice libro, no lo dirà alla fine. Questo libro è per varie ragioni interessante, perché anche con la scusa della presentazione ho letto anche per la prima volta gli scritti degli amici e dei colleghi che hanno contribuito, che stanno contribuendo a Italy in questi anni. Mi sono accorto che dal 17 che scrivo su Italy. Allora, quello che ha detto, che ha citato adesso, sono parti giuste sull'intervista, è solo merito di Luigi Nono. Io di musica ci arrivavo in un modo assurdo, cioè attraverso la storia dell'arte, soprattutto moderna e contemporanea. E parlando con Luigi, erano stati i miei professori Argan e Ponente a Roma a insistere sul fatto di interessarmi anche alla musica contemporanea. Per tante ragioni la musica contemporanea si può dire che l'avevamo in casa proprio con la presenza di Luigi Nono e della Fenice, che in quegli anni molto faceva per la musica contemporanea. Ascoltando oppure leggendo adesso l'intervista si capisce una cosa che a me sembra, come dire, di grande valore tuttora, e cioè quando Nono parla e spiega le sue esperienze in modo molto, passando apparentemente da Friburgo a Napoli, a Barcellona, ai suoi moltissimi viaggi e alle varie esperienze o alle opere che aveva fatto, o al Prometeo che stava facendo, componendo, si sente uno spirito moderno, proprio nel senso classico, quello che abbiamo dato in tutto il XX secolo a questa parola, non un postmoderno, è l'estremo. Gigi Nono, con quell'opera soprattutto e con altre, ma con il suo pensiero, è, come dire, io direi proprio il punto, non dico finale, perché poi non mi piacciono queste cose, finale, eccetera, il punto estremo della nozione di modernità, assolutamente lontano dal postmoderno. A proposito della morte dolorosa di Paolo Portoghesi, che il postmoderno portò alla Biennale e nel mondo, lo fece conoscere. C'era anche nella musica e non piaceva a Gigi Nono quelle esperienze, o perlomeno non in tutti i casi. Poi nel libro ce n'è, Gianni ha detto, ma vivi, morti, non lo so. C'è un articolo di Erbani bellissimo su Daniele Del Giudice, che ho trovato straordinario. Daniele, che ho conosciuto agli inizi chiamiamo del mio lavoro da giornalista o da critico a Paese Sera, era il mio caporedattore, una persona preziosissima, gentilissima. Aveva vicino Rodari, io non so come facessero a lavorare, ero colpito nel casino di Paese Sera, di quelle redazioni, riuscivano a concentrarsi a scrivere, una cosa che non saprei, non avrei mai saputo fare. Ti devo dare dei tempi. Ti devo dare un tempo. Ah sì. E il tempo è dato anche dal fatto del libro, dalla caratteristica che mi hanno colpito chitarre, liuti, falegnami, il legno. Io ho trovato bellissimo. E poi viene fuori, io non ci credo, io penso che al contrario di quello che ha detto Moltedo o la Presidente, non sono così, però leggendo così ottimista, così fiducioso però leggendo il libro ho visto una cosa che non avevo capito, questo
è il merito del libro. E cioè questo convergere di esperienze, di passioni, di interessi interni ed esterni alla città, veramente sia di un livello, di grande livello internazionale che locale. E questo è nella storia della città, nella storia più alta di Venezia. È stato così. Quando è stato così era Venezia. Non lo so se adesso ci vuole ben altro oltre a questo, però queste presenze sono importanti. Grazie. Passiamo a Fabio Carrera. Non ti vedevo, lui dice Luigi, ma lui amava essere chiamato Gigi Nono. Il suo intervistatore? Sì. No, anzi, di una precedente intervista. Di una precedente, ma difatti io citerò solo una frase, basta che anche lui sia breve perché Franco ha preso già tanto tempo, ma che comunque ha esaltato il libro, che va esaltato. Lo esalto ancora perché, ve lo dico, è un libro che ha una sintesi importante e che non si dilunga, come quando prendete i giornali e sentite sensorialmente, che non sono un metaverso, la carta, che è molto diversa. Lui sarà in disaccordo con me perché fa una rivista online, mentre per me la carta ha un valore. Passiamo a Fabio. Fabio io lo conosco molto bene, potrebbe essere un nativo, è più un pelirossa che un veneziano e americano. Ama le grandi praterie, o sbaglio, e viene intervistato. Io voglio citare due frasi anzi tre, di Fabio. Una è, lui parla dell'investimento e dell'economia della città. Penso che sarà una delle cose che verranno fuori da tutto questo. Adesso tutto questo è il lavoro che lui fa nella ricerca di come sviluppare l'economia della città senza rovinare la città. Adesso la gente si rende davvero conto che il turismo non può essere la sola economia possibile. Smentiscimi se hai cambiato idea. Per puro caso abbiamo 3 anni di fondi in questa chiesa che vi dicevo alla Giudecca, un luogo veramente affascinante e pieno di giovani di tutto il mondo. E che sia la Giudecca mi onora perché io sono un giudecchino convinto. Adesso è venuto anche Berguen, per cui bisogna vedere, dice, cosa far dopo. Finisce così, io cito poche frasi perché ti ripeto, ho già mangiato tempo. Ridurre solo il turismo senza fornire alternative economiche, e questo mi piace, è come spararsi sui piedi. A voi due, a te e al tuo intervento. Tu non parli? Vorrei chiarire una cosa. Deve chiarire, Moltedo deve chiarire. No, e Fabio è una delle prime persone di cui Italy, tra virgolette, si è innamorato di Venezia, perché secondo me è un po' emblematico di quello che può essere il futuro della città. Quindi la prima volta fu Claudio Madrigardo che gli affiancò a scoprirlo, no? Fu lui, e fece una lunga intervista che abbiamo pubblicato nella prima edizione di questo volume, ormai molti anni fa, e poi successivamente l'abbiamo ripreso Fabio grazie a Paul Rosenberg, che è uno dei nostri amici americani che lavora per Italy a tempo pieno ormai. No, è solo per chiarire la vicinanza dei due, che è puramente casuale in questo momento, però lui è stato o tu o lui dovete dire due cose. Vuoi che dica? Tanto, siccome sei là, Allora, puoi parlare. Guarda, okay. È acceso? Giusto, perché così. Allora, intanto così mi vedete? Piacere. No, allora dico solo che noi facciamo attività continue e vi inviterei tutti, se avete tempo, martedì, questo che viene prossimo, il 13, dove c'è un open day da noi nella ex chiesa dei Santi Cosme e Damiano,
con il direttore del programma di Boston, dell'MIT di Boston, MIT Design X. Il direttore sarà qui per una giornata intera di Open Day per reclutare le nuove forze per il programma del prossimo anno. Ogni anno, grazie all'MIT, noi accompagniamo 10 start-up veneziane per cercare di ripopolare la città attraverso queste nuove attività imprenditoriali nella città storica in Giudecca, per la precisione. Quindi venite martedì così ci conosciamo meglio, vale la pena. Benissimo, puoi darmi il microfono? No, sì. Allora, proseguendo, un carissimo amico di cui godo il benessere dei suoi occhiali è Roberto Carlon. Roberto è un uomo di pace, che crede nella pace. Ha scritto anche un libro che ora mi sfugge, ma vabbè, è uno scambio di lettere, ma il libro anche questo è uno scambio di articoli, ma è importante anche quello. Quindi il discorso di Roberto è questo occhiale che è fatto di fili, e vi leggo solo un piccolo pezzo. L'impiego di un filo così sottile, spiega Roberto Carlon, con sistemi tradizionali tipo viti e bulloni, non è possibile. Invece i miei occhiali, senza viti, senza saldare, senza colle, solo filo lavorato, questa è una cosa che abbiamo sviluppato dagli anni 2000, migliorato e ulteriormente alleggerito in seguito. Se vuoi aggiungere una cosa. Aggiungo solo che mi è sempre piaciuto lavorare per sottrazione. Ho finito. Hai finito? Vabbè, allora a questo punto mi costringi a leggere un altro pezzo dell'intervista dove dici: nel farli, racconta, li adattiamo alla conformazione del volto del cliente. Tanto è vero, io confermo, tanto è vero che se vieni in negozio, dice all'intervistatore, vedrai solo dei prototipi che non vengono venduti, ma servono solo a dare l'idea di quello che sarà poi il tuo occhiale. Mi pare una cosa rara, perché questo è il modo giusto per operare. Per quanto mi riguarda, perché lui ha anche il MAC, dove molti scrittori e tanti altri personaggi, tra cui Cencio Ulisse, ormai della mia epoca, no, forse più vecchio, ma comunque sono testimonianze importanti. Lui al MAC in Campo San Maurizio. Sembra un po' una pubblicità anche, però è importante. Testimonianze che vengono scritte devono avere un volto sia suo che dell'intervistatore. Il tuo intervistatore era qua, era lui? Era Guido? Eri tu? No, era Claudio. Claudio che non parla mai. Vabbè, allora leggo io, perché le puntualità. No, cioè per me è importante comunque che tu ci sia, perché è, voglio dire, anche questa intervista. Claudio è quello che ha fatto forse il maggior numero di interviste in questo libro, va ricordato anche per Claudio Madrigallo, sì. Certo, è il fratello. Giusto, hai detto. Che cosa ha detto? Vabbè, comunque ha fatto anche il MAC. Per quanto riguarda, seguo sempre meno la parte commerciale dell'azienda, mentre mi dedico sempre di più alla prototipazione. Non è facile anche per un attore. E sono felice di vedere che l'attività continua attraverso i miei figli, anche perché ho sempre meno voglia di avere a che fare con clienti che spesso sono lì a chiederti, indovinate cosa? Lo sconto.
e gli sconti. Bene, e adesso passiamo a una testimone e presidente, prima donna presidente dell'Ateneo Veneto, è qui presente e quindi sì, ti hanno già visto, Antonio, però poi spero che il nostro Guido abbia delle domande da aggiungere, visto che sei tu che l'hai intervistata. Lei in questa intervista dice: io mi firmo la Presidente, tanto per subito chiarire come si firma. C'è qualcuno che invece vuole il, ma è molto meglio la. Sorride all'idea che essere la prima donna presidente è un fatto destinato ad entrare nella storia dell'Ateneo, insieme ai grandi nomi che costellano 2 secoli di attività. Daniele Manin, Niccolò Tommaseo, Pietro Paleocapa, Giacinto Gallina, Alessandro Manzoni, Giosuè Carducci, Antonio Fogazzaro, Edmondo De Amicis, Gabriele D'Annunzio e così via. Diego Valeri, Albino Luciani, dovevo leggere questi perché vedi, Mario Rigoni Stern, Mario Rigo no, non c'era, Andrea Zanzotto, Luigi Meneghello, Carlo Rubbia. Quindi siamo insomma di fronte a un ruolo nuovo, ma importantissimo visto i precedenti. Sì, trovo veramente incredibile che in 210 anni non ci sia stata una donna che sia stata fatta presidente. L'Ateneo evidentemente, come tutte le altre istituzioni, è parte di questa storia di esclusione. C'è voluta una legge nel 1962 per consentire alle donne di entrare in magistratura. Va anche detto che in Ateneo abbiamo un numero alto di socie, per cui c'era anche un parterre notevole su cui poter scegliere. A te. Microfono? Mi ricordo dell'intervista, ormai è passato un po' di tempo, quindi una domanda la più immediata che mi viene in mente è: già puoi fare un primo bilancio rispetto al momento in cui ci parlammo diversi mesi fa, se effettivamente questo lavoro ti sta dando le soddisfazioni che ti attendevi, le difficoltà che stai incontrando, se erano quelle previste, se ce ne sono altre. E poi c'è un'altra domanda invece che secondo me andrebbe riformulata anche alla luce di tutte le vicende della città degli ultimi tempi, dove tu mi pare di ricordare sei dell'avviso che le 2 parti della città, quella di terra e quella di acqua, si debbano parlare e debbano interagire in maniera molto forte e non, diciamo, assecondare le spinte che pure ci sono di separazione, no? In qualche modo, che non dal punto di vista politico sicuramente, perché quello ormai è una vicenda passata, ma sicuramente come sensazione dominante nella città di acqua nei confronti di quella di terra e viceversa. Insomma, se è l'Ateneo, quindi da questo punto di vista qual è il ruolo che può avere? Sì, allora rispondendo alle varie domande, nell'ordine io mi alzo in piedi per rispetto dei presenti. Sì, mi sono inserita in una tradizione già esistente di programmazione dell'Ateneo, molto densa, che si occupa di vari aspetti della cultura e del passato e del presente. Abbiamo programmato qualche ciclo in più, essendo la prima donna presidente abbiamo inaugurato un ciclo sulle donne, sulla storia delle donne, sulle storie delle donne a Venezia, sui vari problemi che riguardano le donne, e questo sembrava anche forse semplice da fare. Ed anche altri cicli sulla città, sul cinema, su altri, insomma, vari aspetti. Quanto a Venezia Mestre, essendo io una montanara scesa a valle, non sono nata a Venezia ma vivo qui da ormai oltre 40 anni,
E non ho mai capito questa differenza e trovo anche un atteggiamento, perdoneranno i veneziani, molto snob, quello di dire a Mestre ma non la conosco, faccio prima arrivare a Parigi che arrivare a Mestre. Siamo nello stesso comune, è un comune di terra e di acqua e le due realtà devono per forza dialogare. Non c'è qualcuno, certo Venezia, centro storico, ha una grande storia, ma ha una vicina di terra che tra l'altro le ha anche molto, molto servita. Racconto un episodio, un carissimo amico, Girolamo Marcello, un giorno mi invitò per un tè nel suo bel palazzo e io arrivai in ritardo perché all'epoca non c'era il passante, c'era la tangenziale, ho detto guarda nella tangenziale c'era traffico e Girolamo mi disse cos'è la tangenziale? Stavo per alzarmi, che poi per educazione non l'ho fatto perché era un grande amico. Ecco, questa è la mia idea della città. Non ci sono due città, c'è una città. Cara Antonella, non è che siano due città, adesso poi io lo dirò alla fine, sono di più che due città, sono assolutamente incomunicabili. Ma il problema è uno. Il problema è uno, io sono d'accordo con te, ma ci sono due identità, una fagocita l'altra. Mestre non ha identità. Quindi metterla insieme, e adesso poi dopo sentirete anche Giovanni, che è molto più d'accordo con te, perché Giovanni vorrebbe perfino fare Padova, Treviso, Venezia. Io invece non sono d'accordo con Giovanni e neanche con Daniele Del Giudice, di cui parlerò, quando dice Venezia è una città normale. Daniele era un amico, grande mio amico, ha abitato anche lui in maniera diversa alla Giudecca. Massimo lo andava a trovare sempre, ci trovavamo al bar, lui aveva questo Alzheimer purtroppo galoppante, ma con mio enorme piacere, narcisismo e compiacimento riconosceva Massimo e me, forse ci abbinava, perché diceva Massimo, ciao Gianni. Poi dopo andavamo nel suo delirio che era necessario. No, ma è una città prototipo, Venezia. Ma non è centro storico. Venezia ha avuto nella sua storia una periferia. Lo spiegavo anche a Guido, che è della tua stessa idea. Venezia, quando io ero ragazzino, poi anch'io sono andato via, ma non a fare l'attore, ma comunque questa città, come dice Giacomo Casanova, ti obbliga a ritornare. Perché non puoi stare lontano da Venezia, è come una madre. Ma la città storica, io non mi sento figlio di Mestre, ma nessuno, ma neanche i ragazzi che incontro si sentono figli di una città che non è pensata. È una città che se non c'era Marghera non sarebbe neanche stata popolata, perché da tutto l'entroterra venivano gli operai di Marghera e hanno cambiato l'identità. Dopo lui non può parlare, deve solo cantare, dice. Allora, vi cito Daniele Del Giudice. Un veneziano, titola l'intervistatore, e già questo mi piace molto, di Francesco Erbani. Se pronuncio male non è potuto venire. Comunque, come diceva Franco, è un'intervista splendida e Daniele risponde con grande forza e si è dato molto da fare per questa città, moltissimo, tra cui un festival, e ha fondato Fondamenta e ha fatto venire i più grandi scrittori di quel momento. Una città, quindi confermerebbe voi questa cosa che cito, una città non è solo le sue pietre, pure così importanti come sono le pietre di Venezia.
dice quasi sommessamente. Il Atlante veneziano, questo è un suo libro. E nemmeno la sua storia. Una città è la comunità che la abita, che è la cura, che ne custodisce la memoria. È il significato, e quel significato pensa costantemente in modo aggiornato all'epoca presente. Qui l'intervistatore gli dice: non sono stati elementi trascurabili, ma seguendo ancora il filo del suo racconto sono state soprattutto alcune persone la cui frequentazione risale per quel periodo a convincerlo a farsi cittadino veneziano. Li elenca: sono Massimo Cacciari, Luigi Nono, Emilio Vedova, Giuseppe Santommaso, Manfredo Tafuri. A Venezia si trasferisce da Roma, dove ha lavorato come giornalista, appena citato da Franco, a Paese Sera. Definisce quelle persone che hanno lavorato con lui a Paese Sera una pattuglia intellettuale di altissimo livello, alla quale però aggiunge una componente sociale viva, come quella di una classe operaia fortemente avanzata, e non solo quella del petrolchimico. Fondamenta, vi dicevo, è un'invenzione, è un festival che ha ridato alla città anche questo rapporto con gli intellettuali del mondo. Ha scritto dei libri, tra cui Futuro Necessario, che vi consiglio di leggere. Era un pilota acquisito al Niceli e amava moltissimo volare, e ha scritto dei libri su questo, il volo, per lui. Chi sei che Gastotefono mi hai detto? Allora, Zanzotto, chiamato da... e questo la faccio mia adesso prima di passare la parola a Giovanni. No, puoi parlare, accompagnarmi, dopo ti presento. Zanzotto, altro personaggio che noi abbiamo vissuto, arrivato a Fondamenta, introduce con questa sua voce flebile, che era praticamente veniva dall'oltretomba, perché parlava sempre così, perché questa cosa così. Questo va bene anche per me. Grazie, ma prima di applaudire, perché c'era un applauso scrosciante, accertatevi che non dica sciocchezze. Questo secondo me è da tenere presente sempre. Se vuoi cominciare gli accordi mentre ti presento. Allora, Giovanni Dell'Olivo credo che sia una testimonianza di un vero musicista della città. Perché? Perché conosce la periferia, Castello, Giudecca, Baia del Re, tutte le parti che una volta diventavano luogo irraggiungibile o da rifiutare l'avvicinamento. Adesso sentirete due dei suoi pezzi e poi andremo avanti più veloci, spero. Pastiamo e
Grazie. Allora, due parole ne posso dire, giusto per introdurre quello che stiamo cantando. Questa è una vilotta ottocentesca, è un frammento di una vilotta che poi io ho sviluppato come facevano quelli che cantavano le vilotte, cioè prendevano frasi simili e poi le cucivano e facevano filò. Questa in realtà però è preziosa per me, per la mia storia musicale, perché questo è un frammento che aveva scoperto la Luisa Ronchini. Solo una piccola parte, un piccolo accenno che c'è su Sentime Bonasente, un libro meraviglioso che forse qualcuno di voi, anzi probabilmente qualcuno di voi ha letto. Ma perché appunto fare questo? Perché mi domandavo, quando Gianni mi ha chiesto di venire a cantare, io sono sempre contento di venire qui ovviamente perché questo è un luogo fantastico e trovo che sia onorevole per chi fa la musica popolare, come capita di fare a me, poterla rappresentare nel luogo emblematico della cultura alta della città. Però proprio per questo l'idea era proprio quella di fronte a queste figure importanti che vengono raccontate e variegate in questo libro, invece poter dare la voce a chi non ha avuto questa opportunità, cioè la voce agli ultimi. E quindi ho cominciato proprio con una vilotta ottocentesca, ma in realtà poi musica che durante il folk revival negli anni 50 è stata ripresa dal canzoniere popolare veneto. E continuerei allora su questo filone, cantando una canzone di uno che non è nel libro, ma che magari nella seconda edizione, quando farete il volume 2, potrete magari introdurre, che non sono io ovviamente, ma è Alberto D'Amico, che era, oltre che un carissimo amico, forse la persona grazie alla quale mi sono messo a cantare queste cose. Ecco, è stato chiesto di non far piangere nessuno, a me invece questa canzone fa piangere un sacco, però ai cantautori si può concedere anche di far piangere un po'. E questa è, credo, forse, non so se dire se è la mia preferita di Alberto, ma insomma, diciamo che quando la cantava mi piangevo, ecco. Cogeri Mosco e ali freschi e bei, a casa se tornava a mezzogiorno, par l'orto se correva come sei, mi ti aspettavo e te giravo intorno, prima te carezzavo un po' tremando, basavo con occhi, saltavi per aria sopra al mondo e chi passava ne sfigava socchi e a tua famiglia se sa e a me diceva vai e a me diceva cammina va via e mo è a sta via te manca l'età. Ti te ricordi Anna i biglietti che te passavo in classe sotto al banco, te disegnavo un fior sopra i quadretti e de guardarte mai non ero stanco. Adesso ti t'ha fatto una famiglia e da 3 anni mi lavoro al porto dove se andata mai sta maraviglia e mamma trema e un fiato sento morto e la vita gira se sa e te go persa se sa ma non potevo sposarti in miseria e la vita se seria che cambia l'età e la vita gira se sa che te go persa se sa no non potevo sposarti in miseria e la vita se seria che cambia l'età no non potevo sposarti in miseria e la vita se seria che cambia l'età.
Allora, io cercherò di andare più veloce possibile perché dopo è bene ascoltare ancora il nostro Giovanni. E andando sempre seguendo la linea, c'è Guido Capitanio, il liutaio, eccolo qua, intervistato da Antonella Barretton, che è là. E io sono praticamente affascinato dai liutai, dai due, poi qua c'è la chitarra e c'è anche... perché è un elemento fondamentale ed è quasi un corpo per me, anzi viene citato direttamente, non so se da Guido Capitanio o da te, ma comunque lo strumento che usa anche Giovanni è un corpo vivente che parla e che oltretutto sensorialmente si rappresenta. Quindi è anche se da lontano si guarda, lo tocchi. Ha un odore. Partì. No, ha un odore, ma di più. Secondo me esprime veramente questo. Allora vorrei che Antonella Barretton, io ho solo 2 frasi, perché sennò qua non riesco ad arrivare nelle mie teste. In ogni caso, dice Capitanio, in ogni caso sarebbe proficuo sia per il liutaio sia per i diretti fruitori, cioè i musicisti, creare occasioni di incontro per testare gli strumenti e verificarne le diverse caratteristiche. Che quando un musicista entra nella mia bottega gli dico sempre: dimmi la criticità, non quello che va bene, quello che mi serve per migliorare. In tal senso sarebbe auspicabile, e questo veramente dovrebbe essere auspicabile, mi faccio portavoce, che lo stesso Conservatorio Benedetto Marcello raccogliesse l'iniziativa di invitare ai propri masterclass e workshop anche i liutai, oppure organizzare un'esposizione di chitarre classiche con la possibilità, come detto, di provare gli strumenti sia per professori sia per allievi. Questo tipo di attività pedagogica sarebbe fondamentale per me e sarebbe l'unica maniera per sviluppare una conoscenza e un piacere e spostare dal social questi giovani ragazzi che, pur suonando degli strumenti, finiscono sempre per tornare al telefonino. Parla anche della tempesta Vaia e dei legni che ha recuperato per fare degli strumenti. Se tu, parlo all'intervistatrice, hai qualcosa da chiedergli, vieni qua vicino, possibilmente cerchiamo già degli sbadigli e allora devo andare più veloce. No, volevo chiedergli semplicemente se è cambiata un po' la situazione rispetto all'intervista. Sono passati pochi mesi, però io avevo colto questa criticità, per cui questa è la domanda. Qualcosa è successo? C'è collaborazione? Non è successo nulla. Daniele. Mi presento, grazie per l'opportunità che mi avete dato. No, diciamo che in conservatorio non c'è scambio o pochissimo dialogo, sebbene io abbia contattato sia il rettore che altri professori per poter fare questa cosa che invece avviene normalmente con altri conservatori. Perché io per esempio ho fatto parecchie esposizioni, però sono costretto ad andare fuori, dove c'è le masterclass, dove ci sono rettori o professori che provano gli strumenti, danno delle valutazioni e naturalmente su questo, come ho detto, la cosa basilare è si lavora sulle criticità dello strumento al fine di migliorare. Venezia
Non riesco, sinceramente non riesco, sebbene ho più volte comunicato, mi dicono che prendono in considerazione, però è una considerazione secondo me che sono anni che sta maturando e ancora non sboccia. Questo è un po' un peccato, perché naturalmente al conservatorio ragazzi che studiano chitarra classica ce ne sono molti. Devo dire una cosa, adesso da poco è mancato uno dei professori che è andato in pensione, purtroppo è mancato improvvisamente, era passato per il mio laboratorio a provare le chitarre, adesso mi sembra che sia mancante una cattedra di chitarra, ci sono solo 2 professori, mentre gli altri li vedo molto più attivi, molto più aperti e anche molto più comunicativi sui social. Il nostro è proprio conservativo. Ma è quello che stavo dicendo. Sì. Devo dare ragione a Antonella, bisogna andare a Mestre. No, questo no, però ci dovrebbe essere più dialogo. Che manca. Bene. Io volevo intervenire anche su questo perché appunto questo è un po' lo snobismo grave che non abbiamo noi vecchi. Lui è giovane, ma non ce l'ha, questo signore che canta, grande musicista, che appunto ama le chitarre. E un altro che non è presente, ma io devo citare, è Francesco Rizzoli, grandissimo musicista. E io sono molto fiero di aver lavorato con lui. Certo. Grazie. Andiamo Grazie avanti. Scusate la brevità, ma io quando vedo qualcuno sbadigliare mi preoccupo. No, se è fame, questa è noia. Allora, andiamo invece a Davide Pusiol. Ci sei? Eccolo qua. Davide dice appunto delle cose che vi citerò, andrò brevemente. Barbara Marengo c'è? Dove sta? Eccola. Se poi vuoi intervenire. Io vado avanti su questo perché ci sono 2 o 3 cose che voglio citare tue dell'intervista di Barbara. Tu non ti parli? Ecco, allora benissimo. Ha fatto tutto lei. Va bene, ma tu parli, guarda, cito la prima frase che dici. Intanto il titolo è Chitarre Made in Venice, l'ho detto a veneziana, Made in Venice. In Venice. L'anima del suono nasce all'interno dello strumento e questa è una grande verità che io condivido in pieno. Un'altra frase dell'intervista, una risposta a Barbara, è: ad un certo punto Venezia ti chiama. E questo è un altro punto fondamentale per me. Ha creato, a proposito, Roberto, una chitarra che ha chiamato, adesso passatemi, Shalom, ed è una chitarra della pace. E questo secondo me, portalo presto al tuo Mac, se lui ha voglia, per parlare delle sue chitarre. Lui a un certo punto, dice Barbara, anche lui ha un sogno appoggiato lì, sul bancone da falegname. Scusate, ogni tanto vado via e sono rimproverato da uno sguardo severo. Su un bancone da falegname, aprire una scuola per apprendisti liutai, anche lui insiste su questo ed è fondamentale. Mancano proprio questo tipo di scuole, ma non ci sentiranno, mi dispiace, e non ci sentono. Una scuola per apprendisti liutai qui in centro storico, ridare vita alle antiche tradizioni con uno sguardo al futuro. Molta gente passa da questa calle e tutti gettano lo sguardo alla vetrina dove la chitarra serenissima ed elegantissima
è in mostra. Barbara, hai qualcosa da dire o facciamo parlare? Ci vuole il microfono? Dove sta? Allora, grazie. Allora volevo, intanto buonasera a tutti, sì, volevo sottolineare questa internazionalità di Venezia che esce dalle mie interviste, sia a Davide, con questa speranza di una scuola alla quale parteciperebbero centinaia di persone da tutto il mondo, perché io sono d'accordo con il nostro De Luigi, Venezia e Mestre sono due realtà diverse, nessuno andrebbe a studiare a Mestre, ma tutti verrebbero a studiare a Venezia, in una scuola come i nostri due artisti, i nostri due maestri qui proporrebbero. L'internazionalità appunto della città è data anche da altre mie interviste che forse passerà dopo, ma parlo adesso così facciamo prima. Il nostro Povoleri è un grande artista, un orafo. Sono personaggi che bisogna andare a cercare, no? Sono sconti nelle calli, si arrampicano sui tetti delle case come lui che abita in alto, oppure come Gigi Di Vari, il nostro grande esperto della laguna, che ha avuto un episodio anche drammatico nella sua attività. Ma questo lo leggo dopo. Lo leggi dopo, ma così parlo una volta sola. Sono tutti personaggi molto veneziani, legati da un filo, che fanno di questa città una cosa importante, sono noti nel mondo perché le opere di Davide, sono sicura, e di maestro Povoleri anche, viaggiano, si irradiano da Venezia come una volta. Davide è un veneziano di ritorno, come diceva Casanova, è tornato a casa perché ha lavorato tanti anni fuori. E questo volevo dire, in queste mie interviste ho voluto sottolineare appunto questa specificità della nostra città. Grazie. Davide, vuoi dire qualcosa? Ma io, se posso, vorrei dire due cose. Una, che ovviamente sono d'accordo con Claudio, con Guido, riguardo al fatto che bisognerebbe tramandare l'arte. Adesso io non so se io sono quello giusto o se Guido è quello giusto, non lo so, però questa è una cosa vergognosa. Quando ero bambino io, qua in campo c'erano 2 o 3 liutai, dove sono finiti? Vabbè, comunque. Un'altra cosa che confermo è che Venezia chiama. Io ho dovuto fare questo lavoro in terraferma per una quindicina d'anni, perché qua a Venezia è impossibile avere un negozio in affitto. I costi erano troppo alti, ci voleva il Covid, i costi si sono un po' abbassati e sono tornato a Venezia, ma perché Venezia mi chiamava. A 60 anni e passa è stata la cosa più bella che potevo fare. E poi volevo dire anche un'altra cosa. Nel nostro lavoro c'è sì che lo strumento deve suonare bene, innanzitutto ovviamente, perché dentro ci mettiamo la nostra anima e non vogliamo che la nostra anima suoni male. Per me c'è un qualcosa in più che prendo da Venezia, che è la bellezza. E cerco da un po' di tempo, e Venezia ha avuto un grosso influsso su questa cosa, cerco di rendere le mie chitarre anche originali, ognuna diversa dall'altra. Insomma, alla fine diventano dei piccoli tributi a qualcosa di importante nella mia vita. Io in bottega ho una chitarra dedicata a una pianta particolarmente bella, ho una chitarra dedicata a Venezia, una chitarra dedicata alla famiglia ebraica di mia mamma. Faccio queste cose ovviamente influenzato da Venezia, perché in nessun altro posto nel mondo avrei tanta ispirazione. Bene.
Grazie Davide. Allora, Claudio Madricardo, che è qui e che ha fatto un sacco di interviste, subito Fabio lo presenta, ha scritto un'intervista importantissima, ha fatto un'intervista importantissima, l'arte di fare il falegname, Capovilla. Capovilla, io padre, l'ho visto solo perché ero piccolo, cioè mio padre e Carlo Scarpa, che praticamente andavano sempre da Capovilla. Credo che il figlio sia altrettanto bravo, anche se non c'è, ma so che è bravo perché ho visto delle cose incredibili. Quindi Carlo Scarpa, Capovilla, il falegname che ancora insiste e resiste, è un punto di riferimento. Vi leggo solo un pezzo, se poi tu vuoi intervenire, ma i tempi mi pare che si stanno accorciando, soprattutto vedo Giovanni impaziente. Io ci tengo poi perché canta una canzone che apposta gliel'ho chiesta. Papà raccontava che una delle cose più belle che come falegnameria abbiamo fatto è stato il restauro del Palazzo Labia, sede della RAI dal 1964. Allora il palazzo era di proprietà di Carlos dei Beistewi, che nel settembre del 1951 organizzò una delle più belle feste del secolo con Orson Welles, duchi di Windsor, Salvador Dalì, Churchill e tanti altri. Abbiamo fatto il restauro completo. Questo mi piaceva ricordarlo perché c'era anche mia madre che mi diceva sempre è come il Conte Labia, che era il Palazzo Labia. Abbia non abbia, so sempre il Conte Labia. Allora, andando avanti, la grande bellezza da una sua brutta imitazione. Lui parla di Carlo, qui è inutile, se tu hai qualcosa da dire, dillo ora, perché dopo non c'è più tempo. Ma quello che è importante è una piccolissima frase molto veneziana, che era l'apprendista, che probabilmente Roberto e tutti gli artigiani che sono qui e anche i vogatori sanno che per imparare a vogare, correggimi, bisogna saper robar con l'occhio. Chi non roba con l'occhio non se può. E questo era quello che diceva il padre al figlio Capovilla. E finisco con: non puoi immaginare con quanto dolore sono arrivato a questa conclusione che sotto gli occhi di tutti, di cui sono responsabili in primo luogo i veneziani, abbiamo venduto una storia, una memoria. Vorrei quasi dire che abbiamo venduto una civiltà e continuiamo a venderla. Se qualcuno potesse fare qualcosa, dovrebbe innanzitutto limitare il numero delle persone che vengono in città e, parallelamente, sviluppare un po' di residenzialità e di lavoro alternativo all'economia turistica. È una banalità, ma detta da Capovilla, figlio, mi fa molto piacere. Devo citare Madricardo. Già, le parole magiche fatte di buon senso, che ciascuno di noi ha ormai appreso col latte materno in questa città, con cui ci siamo e ci hanno trastullato, ci hanno trastullato per decenni, mentre giorno per giorno, anno dopo anno, abbiamo assistito, forse a volte distratti, ma più spesso impotenti, a un destino che nessuno di noi avrebbe osato augurare al suo peggior nemico. Figuriamoci alla città in cui in sempre meno ci troviamo a vivere. Non è un pianista questo, secondo me, è chi usa le mani e costruisce. Anche chi batte i tasti, Fabio, del computer. Vuoi parlare?
Sì, perché insiste Fabio. Sì, Carlo non è qui, Carlo non c'è, non ha potuto venire. Non ha potuto venire. No, io volevo unicamente ricordare una cosa di Carlo, cioè del laboratorio di Capovilla, che è un capolavoro assoluto. Quindi se qualcuno di voi ancora non l'ha visitato, vada a vederlo, perché è una cosa incredibile. Se poi ha anche l'occasione di parlare con Carlo e farsi raccontare un po', diciamo, di quello che ha fatto storicamente come falegnameria e vederlo accarezzare i pezzi che ha fatto, beh, insomma, vale la pena, ecco, solo questo. È un invito al quale andremo, spero, tutti, perché io ho presente proprio il piacere, il lucido, come lavorano il legno. Adesso io, se siete d'accordo, siccome di Polverieri ha parlato la Barbara, insisto nel dire però che lui, all'origine di suo, credo, padre o nonno, nasce da un aereo che è caduto al Niceli, e loro con il plessigas hanno cominciato a fare dei piccoli animaletti e poi sono andati avanti finché hanno fatto dei calchi e poi hanno lavorato l'oro. O sbaglio? Allora me lo ricorda. Sì, è andato a Milano e poi però è tornato. È l'eterno ritorno che dicevo. Allora, Franco e Angela sono Zogno, sci che vanno come un violino, gli Stradivari Made in Venice. Ci sono? No, non ci sono. Bene, fanno degli sci, sono passati dal metallo al legno, ed è un legno molto leggero, importante, perché lavorare il legno diventa appunto una specie di strumento, uno Stradivari molto raffinato. Io non scio più, ma Giovanni scia, perché andiamo avanti. Ed ecco invece chi c'è, non la vedo. Maggie è andata via. Perché ti sei nascosta? Maggie Sinner è, allora, io sono, come si può immaginare, Narciso, ma Maggie mi ha ringiovanito, mi ha colto e mi ha fatto un ritratto stupendo che io non voglio avere, perché sennò farei la fine di Dorian Gray. Allora, a te, caro Guido, perché Maggie, fagli una domanda, perché lei si vergogna della prova. Maggie, oltre ad essere una grande pittrice, partecipa a un coro a Venezia, non so se lo è tuttora, parte del coro, e credo che anche voga alla Veneta, quindi è proprio una veneziana, più di un veneziano tipico di oggi, che casomai non ha mai messo piede su una barca o non fa le cose appunto della tradizione veneziana. Invece Maggie le sa fare e vive in una casa veneziana molto bella, perché è decorata dai suoi quadri che sono veramente straordinari. Nella nostra intervista abbiamo parlato molto della luce e del colore, perché io molto ingenuamente le ho detto: ma scusa, ma la luce che c'è a Venezia e com'è rispetto... Ma dice, la luce è sempre quella, poi cambiano le situazioni, i contesti che poi determinano le luci, no? Ecco, questo puoi ridire bene questa idea della luce a Venezia, no? Qual è la caratteristica della luce veneziana? Per te perché io so che tu quando prendi un appartamento a Venezia, ormai vai sempre nello stesso appartamento, ma il criterio principale è quello della luce, di poter dipingere in certe circostanze particolari. Ok, dipingere è un linguaggio visivo e forse è migliore se io non parlo troppo, perché parlo con i colori. Ok, ma parliamo di luce. Vedere ha bisogno di luce,
non vediamo niente senza luce. Tutta luce viene o dal sole o dalla luce nella camera. Il sole non cambia molto, ma la cosa che cambia la luce è gli oggetti che riflessono la luce. Quindi a Venezia c'è pieno di acqua. Allora l'acqua non come un specchio, perché si muove sempre. Allora la luce cambia sempre, come voi sapete, è pieno di movimenti. E poi ci sono i riflessi dei muri, le muri che sono la maggior parte rosso, giallo, non blu, non verde. Allora questo fa un colore alla luce, perché la luce è il riflesso di questi muri. Poi ci sono i momenti di luce come posso dire, come what is it called, a knife? Un coltello, perché le calle sono sì stretti che poco luce entra e passa velocemente. Allora dipingendo è sempre una caccia alla luce, perché ovviamente la terra torna, o forse il sole che torna, ma non importa, che i cambiamenti di luce sono molto veloci a Venezia, e questa è una cosa molto interessante. Non so se ho spiegato bene. Bene, grazie, scusa. Allora, mi dispiace andare veloce perché sono appena stato a dire la gente va via, io vorrei che rimanesse. Servan Joel ha scritto un libro che oltretutto è insieme a delle immagini straordinarie, ma soprattutto è importante perché è all'interno dei palazzi che di solito non si vedono, non si possono vedere, ed è già prezioso esserci da un punto di vista della lettura della fotografia e della lettura delle parole. Purtroppo devo andare veloce, però consiglierei a chi non conosce Servan Joel di avvicinarsi a questo libro in qualche modo e leggere e osservare quale è la dimensione che lei riesce a dare, oltre a dare dei riferimenti importanti sia sul vetro, sul fatto che c'erano delle fabbriche che una volta erano della ceramica a San Polo, del vetro alla Salute, insomma c'era una città che aveva le sue fabbriche e i suoi luoghi di lavoro, però dà anche grandi palazzi nobili, pieni di oggetti, pieni di libri, molto belli. Leggo solo velocemente, mi dispiace per lei, però purtroppo sono tanti, è meglio prendersi il libro, leggerlo perché è veramente stimolante. Flaubert, come si sa, amava ripetere che Dio è nei dettagli, e qui ne abbiamo dai falegnami agli liutai tutti i dettagli degli oggetti, e quindi Flaubert aveva perfettamente ragione. Al centro della mia attenzione sono tante le cose che sono state inventate a Venezia, offrendo al lettore il come, il perché, la guerra degli specchi, le sfide del vetro, i merletti di Murano e molto altro. Tony Pagliuca, io lo terrei per ultimo. Marco Furio Forieri, che dice delle cose anche molto interessanti e fa riferimento a Luisa Ronchini, tutti amici sia di Giovanni che miei, Gualtiero Bertelli, Alberto D'Amico l'ha citato, il canzoniere veneto, insomma tutti gli amici che questo giovane, poi oggi già maturo, Sachs,
ha il suo gruppo che sono gli Scagi, se non sbaglio, e ha lavorato con, come si chiama? I Pittura Fresca. È uno dei Pittura Fresca ed era il sax e poi ha lavorato con Antonio De Vincenzo, insomma ha lavorato con molti. Eccolo qua, non è lui, è quello con... Trovato? Siamo arrivati? Bene. Poi Luigi Di Vari. Luigi Di Vari è molto importante, è stato introdotto da Barbara, ma io ci tengo particolarmente perché è stato investito da uno dei lancioni, non direttamente, ma con solo il moto ondoso, e si è rotto la no, direttamente. Perché qua io avevo letto, quindi la cosa ancora più grave, è stato direttamente investito da uno di quei lancioni che vengono da Jesolo, da Chioggia e da Palestrina a CTV. Ecco, allora ho sbagliato tutto, ho letto male, ero entusiasta, comunque devo citarlo. Venice by Boat. Allora, lui è fatalista evidentemente perché dice: fa parte del calcolo delle probabilità, se esci in laguna a vogare 3 volte all'anno è raro che ti succeda, se esci tutti i giorni come faccio io è facile che accada un incidente, soprattutto se il pilota del lancione con una mano guida e con l'altra tiene il telefonino. Mi è andata bene stavolta, pensa che un remo è finito sotto l'elica ed è stato stritolato. Quel 5 aprile uscivo dalla Darsena per fare esche, e per andare a pescare vogando alla Valesana. Il lancione mi seguiva a tutta forza, non mi sono capovolto in acqua, ma dal centro barca sono caduto all'indietro con la testa sotto la poppa. Ho rotto un paiolo con la spalla, ho rotto una costola. Ti ha fatto male? Mi ha chiesto il pilota del lancione. Bene, mi piacerebbe leggervi ancora delle cose perché lui parla di Sandoli, Puparini, Mascarette, manca i squeri, cioè ci sono molte cose che troverete nel libro e vi invito a prenderlo. La Venezia che oggi vive è un immaginario collettivo, non c'è più, è lo scheletro di Venezia. Non ci sono residenti, resta solo lo scheletro. Parla del Mose come cosa a cui lui non crede, siamo in tanti a non credere, però era importante leggere molte delle sue cose. Carla Vasio, Vivere nell'acqua, sull'acqua, con l'acqua, per l'acqua, è una poetessa. Marita Bartolazzi ha compiuto 100 anni, me l'ha detto con questo accento bellissimo Guido. 100 anni quando? Poco tempo fa. È una grande poetessa, parla di Venezia in questi termini perché lei è veneziana, ma il legame con Venezia è rimasto. Venezia è sempre stata la mia città, a Roma ho vissuto perché la mia famiglia stava qua, ma io porto l'impronta di quella città di acqua dove i frammenti di terra sono casuali. Poi continua, me lo diceva anche un caro amico, Italo Calvino, il libro è stato un modo di rinnovare la mia appartenenza alla città. Tutta Venezia è costruita su piattaforme di canne o di legno, almeno questo è quello che mi raccontò un giovane architetto, e io non sono mai andata a controllare se la spiegazione fosse vera. Era affascinante e tanto mi bastava. Questa poetessa è da leggere e anche l'intervista. Anna Palma Gasparini, l'impiegata della strada. Vorrei dire solo 2 cose. Hai bisogno che... No, c'è bisogno. Mi hanno appena rimproverato, vero Anna? Sì.
Allora, intanto ringrazio di essere inserita in questo libro come mestrina. Penso di essere l'unica di Mestre all'interno di questo libro. No, ce n'è anche un'altra. Cioè ce n'è uno molto importante, che è Paciuca. Sì, Paciuca, è vero. Io ritengo che Mestre e Venezia devono essere un'unica città. Mi dispiace dirlo, ho sentito tanti commenti negativi. Io ho lavorato anni per questa città unica, molti mi conoscono, e credo che quel ponte non è un ponte che ci separa, ma è un ponte che ci unisce. Mestre è una città molto etnica, è una città vivace, non ha una sua identità, è vero, la sta cercando, ma è una città dove vivono tantissime associazioni, dove si fa cultura, non certo a questi livelli, a livelli più popolari, dove si cerca di inserire anche i nuovi cittadini che ci sono. E quindi io mi ritengo fortunata di vivere lì e di essere anche abitante di Venezia, perché per me è un'unica cosa, lo è sempre stata e sempre farò una battaglia per questo. Vi ringrazio e buon lavoro. Prego, ho sentito una voce. Allora, andando avanti, prima di parlare con il nostro grande evocatore, che dove è il nostro Guido è scomparso, dov'è? Guido. Allora, io vorrei che tu parlassi sia di Ciaci che di Bepi Fogar, e poi arrivassi a lui, ma velocemente. L'autore è Silvio Sì, ma Silvio non c'è, quindi c'è una testimonianza. Sì, no, io ho chiesto a Silvio appunto di ricordare le due grandi figure emblematiche della voga veneta. E poi recentemente abbiamo potuto contattare Palmiro, che gentilmente è venuto qui per raccontare anche del fratello così importante, e di dirci qualcosa anche di quello che è oggi la voga, che è diventato uno sport, mentre prima era proprio un'attività normale per i veneziani. C'è stato un cambiamento da questo punto di vista, no? In certa misura in meglio, perché sono tanti oggi vogatori in rapporto al passato, ma appunto è qualcosa di diverso nel frattempo. Ci sono molti anche non veneziani che vogano. Cosa No, sta pur comodo. Anche perché lui è una figura. vorrei. Sì, lui ha anche 90 anni. Sì, io cosa dovrei dire? Sulla voga, chiedeva della voga. Sulla voga. Io a Ciaci e anche a mio fratello le ho detto: tu sei un mistierante, e il figlio che è avvocato, che è anche un vogatore, ma un vogatore moderno, non un tecnico, le ho detto: guardi che non è un'offesa dire tuo padre è un mistierante, perché 6 gondolini e mezzo della regata storica nel 64-65 hanno vogato, erano tutti pelestrinoti, erano i migliori mistieranti di Venezia, di pescatori, no? Io provengo da una famiglia di pescatori, ragion per cui poter partecipare alla regata storica era un sogno indescrivibile. Quando io da piccolo ho incominciato a vedere, a Pellestrina era considerata la Cenerentola delle isole di Giudecca, di Burano. Pellestrina, mio fratello, che era considerato lo stringhetta della serie B, lui con i suoi amici, quando li guardavo, li vedevo vestiti che facevano la regata di Pellestrina con questi pantaloni, la fascia, mi sembrava di
di toccare il cielo con le dita. Adesso, se tu le dici, io a mio fratello mi sono permesso, a mio nipote, di dire tuo padre è un mistierante, era presente. Ciaci, quando ha avvocato con me a 60 anni, mi ha detto tu devi avere rispetto di me. Perché dico, cosa ho fatto? Sapevo dove volevo arrivare. ma sì, perché io ho preso 13 vittorie nella regata storica, sono stato nominato re del remo, ho vinto 18 primi a un remo, 21 a Burano, 17 a Redentore, 15 a Pellestrina, ma non sai come. Tu, vogando all'età che abbiamo, perché abbiamo vinto contro i figli di Stringhetta a 112 anni in 2, mi diceva, come fai a 57 pallate a minuto in Gondolin a fare a barca ferma così? Mi non sei, mi è ciappato 18 primi, ma non sei. Ora sì, come mi piace anche. Certo. Perché prima, quando l'ultimo periodo che ho avvocato, avevo la sensazione di essere più capace a avvocare. Adesso mi sembra essere in casa. E allora tu mi devi spiegare perché. Il discorso che lei ha detto, una volta ti dicevano ruba con l'occhio, adesso tu le insegni a avvocare. Io mi sono permesso, chiedo scusa se c'è qualche ingegnere, dottore, io nella voga ingegneri, avvocati e dottori non capiscono un boia, perché voglio, ma glielo dico in faccia. Mio nipote è avvocato, perché quando le ho detto tuo padre è un mistierante, le ho detto anche perché se fosse stato un tecnico ti avrebbe insegnato a avvocare meglio anche te. Beh, non può un figlio di un re del remo partecipare a 2 o 3 regate storiche, cambia più compagni di voga che non piatti di pietanza. Questo per dire, tutto per me, che mi considero un veneziano, loro 2 poverini sono andati via, ma con il rammarico di vedere Venezia che va sempre peggio, cioè sta scomparendo. Lei ha detto prima che Venezia non può vivere solo di turismo, perché il turismo sta massacrando Venezia. Il motondoso, io ancora adesso il motondoso lo affronto, anche se sto avvicinandomi a 92 anni, ma perché? Perché so stare in barca, Ciaci mi ha detto come fai, dopo le ho spiegato perché per come. Ai vincitori della regata storica ho detto tu devi imparare a qualcuno che ha vinto più di me, tu devi imparare a vogare, perché come stai vogando ti fai trainare dal proviere. Io invece con Ciaci e Crea mi diceva, quando andavamo a controllare le corsie per la partenza, per il filo d'acqua, tutte quelle cose lì, stavamo controllando, si voltava subito di impeto, guardati, fuori dalle corsie mi davi quei spentoni, perché io ho bisogno, aveva 15 anni meno di me, quindi non è che... E lui pretendeva da me, dopo 1000 metri di partenza, a 57, 58, 59 palate, mi diceva, mi deve dare gli spentoni, per dire, come la voga, chi, una volta c'era l'arte, mio padre, quando parlava con qualcuno, gli diceva, ma che arte è il suo mestiere, il mestiere. Che arte è la sua?
l'arte, perché una volta la professionalità, l'apprendistato, dov'è adesso l'apprendistato? Io al sindaco le ho detto, e le chiedo scusa Presidente, al sindaco che ha detto cosa sono queste bandierette? Vincitori della regata storica, una regata storica era chiamata, adesso è chiamata storica, una volta era chiamata regata reale perché veniva il re. Il dottor Soncin, che era padrone, non so se voi avete avuto l'onore di conoscerlo, il dottor Soncin ti telefonava a casa perché pretendeva che tu vogassi. Io devo mettere i migliori vogatori. Adesso non spendono neanche i soldi di manifesti perché devono risparmiare, ma solo quei regatanti, perché per il resto... Io vorrei tanto, continueremo, ma assolutamente, anzi, non vorrei mai parlare perché lo so. Una settimana. Certo. Adesso passiamo alla conclusione, così che non ce la fa più. Devo saltare parecchi, mi dispiace perché volevo che Luigi parlasse, ma quello che per me è molto importante di questo libro, e spero che quelli che sono andati via l'abbiano acquistato, è appunto, anche se avrei voluto tanto parlasse anche lei, chiudo con un cantante molto importante della e chiedo a lui Sono qua. Sei qua. Ecco qua. Buonasera. Sì. Per mio figlio che è là, vuoi spiegare chi sono le Orme? Sì, un complesso che è nato a Venezia per il merito di Nino Smeraldi, veneziano doc, che si è unito anche a un buraneo e un muranese, Tagliapietra, e dei Rossi di Burano, e un pescarese come me che è vissuto a Mestre per 60 e passa anni. Io volevo dire una cosa su Mestre, l'entità, ecco, l'ho scritto nel libro mio, una biografia sulle Orme di Toni. Ho scritto che io sin da bambino vedevo Venezia e vedo tuttora da San Giuliano, dalla terraferma, e penso che Mestre, no? Che ha un'assonanza con la finestra, è una finestra, forse la più importante, la più bella del mondo, perché da Mestre si può vedere tutta la laguna, tutte le isole e tutta Venezia, senza desiderare di possederla, ma bensì visitarla magari in gennaio con la nebbia, quando si possono sentire i rumori dei passi, e non avere nessun desiderio di possederla, però di vederla è una cosa bellissima. Ma neanche inferiorità. Questo è il problema, perché mi dispiace, io... No, assolutamente, sì, assolutamente. Mancando un'identità, tu invece lo sguardo, anche la Giudecca è staccata. Sì, nessuno viene alla Giudecca, per esempio, ma è rarissimo. Fabio può dirlo, cioè prima che arrivino, infatti deve richiamare, chiamare. Dobbiamo venire per... E la Giudecca no, è un'isola, poi sarebbe da parlarne, è al di là. Cioè queste isole sono isole, devono creare, un grande Gian V aveva creato i consigli di quartiere, dove era stupendo, perché c'era personaggi come i grandi vogatori della Giudecca che venivano, protestavano e agivano nella collettività sociale. Sì, ecco, grazie, sì. No, non ho che dirvi io. Sono fondamentali nella storia della musica, lo conferma anche. Adesso puoi anche intervenire. Lui è un fan. Sì, grazie.
Devo dire che siamo stati fortunati e con la nostra musica è stata conosciuta, tuttora è conosciuta in tutto il mondo, perché col fatto di internet adesso scaricano le nostre canzoni in Giappone, in Australia, eccetera, e in tutto il mondo. E le Orme si sono riunite proprio quest'anno perché il batterista detentore del nome del marchio mi ha chiamato per fare l'ultimo tour, vista l'età non si sa mai, però potrebbe essere il penultimo, facciamo con il chi lo sa, ecco, e facciamo un disco che uscirà il 13 ottobre, un disco triplo, e invito tutti, se seguite le Orme, non perdete nulla di voi stessi. Giovanni con una bella voce, che è quasi, diciamo, amplificata, forse è più bella senza microfono, secondo me. Sì, perché è bellissima. E niente, volevo dire che con le Orme ho fatto tante cose, però sono venuto qua invitato e ha detto vicino proprio alla Fenice, perché sarei musicista, forse ho sbagliato, però da qui ho visto che ci sono persone importanti, perché io sto scrivendo un'opera, ho musicato assieme al maestro Vittorio Ussardi tutto il Rosario per coro e orchestra sinfonica. Non si sa mai, magari da qui passare di là la prossima volta, se mi date una mano. Ecco, poi c'è Guido, passo sì. No, volevo presentare il professor San Paolo, che è venuto da Roma, è un illustre germanista, che però è diventato ancora più noto per quello che fa, oltre ad aver scritto questa bellissima intervista o profilo. Di cosa fai? No, vabbè, volevo sottolineare un attimo che Tony nella sua modestia accenna alle Orme, ma lui ha finito, insomma la storia delle Orme è finita 40 anni fa e lui tuttora continua a stupire, a reinventarsi. Io ho il piacere di curare il suo profilo Instagram più o meno a sua insaputa e ho un occhio perciò quotidiano, uno sguardo quotidiano sul fatto che è molto seguito dal Giappone, molto in tutto il Sud America, in Canada, Nord Europa. E perciò, ecco, a proposito di Venezia nel mondo, c'è qualcosa da dire probabilmente a questo proposito. No, ci tenevo che dicessi anche questa parte della storia. Bene. Vogliamo aggiungere qualcosa? No, grazie ancora. Grazie. Bene, siamo arrivati alla fine, mi dispiace per chi si è sentito giustamente lungamente preso. C'è un amico che continua a fare, ma dovevamo comunque dare delle indicazioni su questo e anche sulla bellezza delle frasi dei protagonisti. Finisce Giovanni. In bellezza, appunto. In bellezza. Allora, non vi tratterrò a lungo, anche perché qua c'è l'orologio che mi dice che devo alzarmi ogni 30 secondi. Ritorniamo a 13 anni fa, quando eravamo entrambi più giovani, io relativamente più giovane rispetto a te in questo momento, quando io e Gianni abbiamo fatto un lavoro incredibile che è stato quello di riportare in scena la vita, le opere e la morte di Silvano Maestrello a proposito degli ultimi, appunto il Cocis. Allora, mi piacerebbe cantare appunto l'ultima canzone che avevamo in quello spettacolo, che abbiamo costruito con grande passione, anche grandi litigi devo dire, però con grande anche soddisfazione. Con grande amore e litigio. Esattamente. Ok. Però... Laguna d'inverno, una tavola grigia, di vento e pensieri sospesi, le secche rispuntano fuori, relitti di barche, fatiche di ieri. San Giacomo in fondo al paludo raccoglie gli odori di terra indurita, di freddo e silenzi interrotti dal rombo lontano di aerei in salita. Sento paine, ti rivi in bacan,
150 epoche de porto, quanto se grande sta isola e magro il tesoro. Sento paine ti rivi in bacan, 150 epoche de porto, quanto se grande sta isola e magro il tesoro. Laguna d'estate, lo specchio che inganna le strane posture del cuore, il sal sulla pece di legno che ardono al sole non fanno rumore, e l'aria che sfuoca lo sfondo disegna i profili di altre Venezie, nel cuore che cerca una nuova misura, abbondanza di pesci e di spezie. Sento paine di rivi in bacan, 150 epoche da porto, quanto sei grande sta isola e magro il tesoro. Sento paine di rivi in bacan, 150 epoche da porto, quanto sei grande sta isola e magro il tesoro. La luce ritorna a dormire nel fondo del mare e con lei la ragione, il vino che dà slancio al remo ti culla in un sogno di oscure parole, parole straniere che ti entrano in bocca da labbra che sanno di more. Sento paine e ti rivi in bacan, 150 epoche da porto, quanto sei grande sta isola e magro il tesoro. 150 epoche di porto, quanto sei grande sta isola e magro il tesoro. Sento paine e ti rivi in bacan, 150 epoche di porto, quanto sei grande sta isola e magro il tesoro. E chiudiamo così, andiamo tutti a cena con una richiesta che mi ha fatto Gianni e che ovviamente volentieri assecondo, con una canzone di Alberto D'Amico, un accenno a una canzone di Alberto D'Amico. Madonna dei veneziani, ti te ricordi secoli fa, l'ambasciatore dei mantovani a giugno e a peste una porta, e ricordi mamma i morti, umide sangue e marsi al sol, poco vertico e a calzina modenision eva morta anche a vita una spuzza nera da respirar quando che a carne restava neta e a se buttava intera a pregar. Mamma Madonna salva Venezia.
Grazie. Io sono stato già rimproverato dai tempi, ma volevo leggere tutti.